È una giornata importante per tutta la Chiesa. Il Beato Rosario è stato posto ad essere un esempio, sentiremo poi più tardi nel Vangelo, eh, una luce posta sul lucerniere perché possa illuminare la via, non tanto le strade, ma la via da percorrere nelle nostre vite. Un momento veramente importante, solenne, che, che illumina la Chiesa Agrigentina, che diventa faro per la comunità ecclesiale e civile di Canicattì. E questo è l'approccio che dobbiamo guardare. E la traslazione qui dalla cappella del cimitero in una chiesa, in un luogo di culto, quasi a voler rendere visibile non quella casa posta sul monte, quella luce posta non sotto il tavolo ma sopra il lucerniere. E quindi una chiesa è il luogo, un edificio di culto è il luogo più idoneo per, come dire, custodire, ecco, per custodire un beato, un santo, un venerabile, no? Che sono i vari passaggi di questo percorso. Venerabile, beato, santo, canonizzato, verso il quale certo ci muoviamo, vediamo i tempi, vediamo gli eventuali miracoli che possono essere presentati, esaminati e riconosciuti. Ma Rosario, lo voglio chiamare così, uno di noi, Rosario parla adesso, ha parlato con la sua vita, bruscamente interrotta, e ci fa una consegna, quella di condurre la vita sotto la custodia di Dio. Quella sigla che mise anche in imbarazzo inizialmente gli inquirenti, no? STD, sub tutela Dei, no? Sotto la tutela di Dio. E questo riguarda certamente tutti i credenti disposti a voler camminare nella legge del Signore, tutti i credenti, ma io penso di poter dire anche tutti gli uomini e le donne di buona volontà. Si può escludere il processo di canonizzazione? Perché dobbiamo escluderlo? Il processo di canonizzazione si potrà avviare, ripeto, se saranno presentati dei presunti miracoli, se tali saranno riconosciuti e quindi poi a quel punto si potrà pensare alla canonizzazione. È davvero una giornata importante e emozionante per tutta la città di Canicattì. È un momento significativo per tutta la città e non solo, credo anche per tutta l'arcidiocesi di Agrigento, ma per tutta la regione Sicilia e l'intera nazione, anche perché non è di tutti i giorni che capita un evento del genere per una traslazione dal cimitero per essere portato in chiesa, anche perché parliamo di un beato laico, di un martire della giustizia che non dobbiamo minimamente dimenticare, che ha perso la vita tramite mano vile da parte di agguato mafioso, e credo che questi sono momenti molto più importanti e mi auguro che la città di Canicattì risponda bene. Sono sicuro e fiducioso che ci saranno parecchie fedeli che verranno anche in corteo, perché è un momento significativo anche per dare un tributo alto a chi ha rappresentato lo Stato, è stato un servitore dello Stato e per tale e lui ha perso la vita perché non si è piegato minimamente. Per cui dico, oggi Canicattì ricorda una persona illustre, una persona importante, un martire della giustizia, così come non dobbiamo dimenticare un altro martire della giustizia che è Antonino Saetta e il figlio Stefano, che ci sarà anche un altro momento particolare, delicato, che con sua eccellenza l'arcivescovo di Agrigento Alessandro Damiano faremo un momento di preghiera anche nella tomba di Antonino Saetta e del figlio Stefano. Per cui dico, sono momenti significativi, perché questo sarà un momento forte per la città di Canicattì, perché la città di Canicattì sa
e sa come riprendersi, così come ha fatto sempre, e questo sicuramente dall'alto noi saremmo anche guidati con una benedizione particolare, perché è una benedizione che ci può dare, sicuramente sarà una benedizione importante per tutta l'intera comunità canecartenese e non solo. È l'atto, non dico conclusivo, ma fondante di un futuro dove la gente veramente può andare a pregare sulla sua tomba, a vivere quella tomba. La morte è solamente un passaggio e allora ecco, un beato, speriamo futuro santo, che è un pilastro che la Chiesa ha messo in questa terra a monito di giustizia, legalità, ecco, allora diventa veramente fondamentale. E quindi sono veramente contento che sia arrivati a questo momento decisivo. Io ho i ricordi di un bambino e di un ragazzo che ha vissuto della tenerezza col rosario, perché erano sempre discussioni di un uomo nei confronti di un ragazzo che si stava formando e quindi di estrema tenerezza e amore. Oggi è un giorno di festa non solo per Canicattì ma un po' per tutti. Ma per tutta la Chiesa e quindi per il mondo che crede, ma secondo me anche per chi non crede, perché è un monito, è un giudice che arriva a essere beato e quindi a essere esempio così profondo. È un valore per chiunque, anche per quei giudici che non sono credenti. È un momento di grande gioia.